Mi presento da solo, allora va bene, io sono Denis Maran, ho 28 anni, sono un giornalista, ebbene sì, giornalista professionista, il che significa che ho passato l'esame di Stato ad aprile 2018, anzi poi in estate, in realtà a luglio del 2018 è stato formalizzato il tutto, quindi io sono appunto iscritto all'albo dei giornalisti perché, per chi non lo sapesse, la professione del giornalista è una delle poche, ancora per la verità, in Italia che prevede l'iscrizione, insomma, per poter esercitare ad un albo professionale, quindi ad una professione vera e propria. Quella del giornalista prevede due albi, uno è quello del pubblicista, l'altro è quello del professionista. La differenza sostanzialmente è che il professionista lo fa a tempo pieno, di conseguenza io lo faccio a tempo pieno, lavoro per un'emittente privata, locale, in realtà privata è il termine un po' in disuso, adesso non si usa più molto, quindi un'emittente locale che si chiama TV7, sede ovviamente a Padova, quindi ci focalizziamo su Padova e sul Veneto. Questo è quanto, vi conosco per passate esperienze calcistiche e basta. Parlando proprio di lavoro, ti volevo chiedere, ritornando al tuo lavoro da giornalista, non lo so più che altro, qual è il tuo ruolo o il ruolo comunque di una persona che è la tua professione all'interno del processo di divulgazione della notizia? Cos'è che fai te esattamente? Vai a cercare la Allora, notizia, scrivi un pezzo? Allora, oggi rispetto a una volta, rispetto a quello che era il giornalismo qualche anno fa, oggi è molto diverso soprattutto perché la rete, che tra l'altro è anche quello che ci permette di comunicare in questo momento, ha capovolto la funzione del giornalista, non è più, o quantomeno molto meno, è il giornalista che va per strada a cercare le notizie, ma spesso le notizie ti arrivano, segnalazioni, Mhm. richieste di qualsiasi tipo, e quindi è sempre meno il giornalista che parte, taccuino magari in tasca, scende per strada e va a cercare la notizia. Qualcuno c'è ancora oggi, lo fa, soprattutto quelli vecchi a scuola, ed è molto carino, molto bello vederli, però insomma nella maggior parte dei casi le notizie ci arrivano tramite mail, tramite telefonate, tramite messaggi, WhatsApp, insomma, soprattutto a livello locale, il nostro numero comunque capita poi che venga in mano a chi ha bisogno, ma soprattutto comunque tramite mail, tramite i social network della nostra azienda, della mia TV. Da lì ci si muove, si va sul campo, che poi è ancora la cosa più bella forse del nostro lavoro, e si va a raccogliere quella che è il fatto, l'avvenimento, la testimonianza, la richiesta d'aiuto. E poi la cosa bella, che forse non tutti non tutti se ne rendono conto, perché magari uno dice, ma uno che lavora in una televisione, in un'emittente locale, dice ma forse un po' di serie B rispetto a chi fa invece il nazionale, può anche essere vero, però la cosa bella dell'emittenza locale è che tu ti fai tutto, quindi ti prendi la notizia, ti intervisti la persona se devi intervistare, ti scrivi il testo del tuo servizio, te lo leggi, te lo monti, nel senso metti le immagini, ti fai le riprese e quindi puoi dire questo è il lavoro mio. È Deve totalmente. essere Quindi c'è un, soddisfacente. un piccolo team, siete un Beh, noi siamo una team? redazione, allora noi siamo una Ah, redazione, siamo 8 giornalisti, ok. compreso ovviamente il nostro direttore, in totale siamo in 8, non divisi diciamo per settori come magari può accadere in un grande quotidiano piuttosto che in una grande TV come può essere Sky, però ognuno insomma fa un po' quello che c'è bisogno. Poi chiaro che ci sono certi settori in cui qualcuno è più specializzato, per esempio lo sport, non è che lo possono seguire tutti, perché lo sport, molto più rispetto ad altri tipi di giornalismo, è un settore che richiede magari una competenza, magari una passione innata, quindi quello è un po' un caso a parte. Però poi per il resto, se c'è bisogno si fa politica, se c'è bisogno si fa cronaca, se c'è bisogno si fa cultura, attualità, quello che c'è, insomma, si segue la notizia in base alle ovviamente direttive che ci arrivano dal nostro direttore, che è un po' lui che coordina tutti noi, e poi ovviamente è un lavoro di squadra, perché all'interno di una redazione ci si aiuta, c'è chi ha il contatto giusto che magari tu non hai e te lo passa, c'è chi magari ha più esperienza in un campo che tu magari non hai e allora ti può aiutare. Certo che a livello di redazione è sicuramente un lavoro di squadra, però poi insomma ognuno si costruisce il servizio come meglio crede, in base alla propria sensibilità, in base alle proprie conoscenze e quant'altro.
Quindi insomma Figo. è importante avere un team di cui ti fidi, che magari conosci per avere sinergia, È importantissimo all'interno soprattutto di una professione come la nostra in cui vince, ora vince è un termine forse un po' così, però è più bravo chi magari arriva prima, chi riesce ad avere quello che gli altri non hanno. Ecco, avere una squadra poi di colleghi che ti può aiutare magari in termini giornalistico si dice a coprire il buco, cioè ad evitare che tu ti prenda il buco. Il buco è quando tu non dai una notizia che i tuoi competitors la danno, quindi per evitare magari di prendere un buco, il lavoro di squadra è fondamentale, perché magari la segnalazione di quella che è la notizia che poi diventa la notizia magari principale della giornata te la può dare il tuo collega perché lui ha il contatto che tu non hai. chiaro? E cosa decide qual è la notizia della giornata principale? Allora, non c'è una matematica, diciamo, da questo punto di vista, nel senso che dipende anche tanto dalla sensibilità, dipende tanto dalla giornata. È chiaro che ci sono alcune questioni che un po' da tutti sono magari riconosciute in quel momento come la questione principale. Pensiamo adesso a tutto ciò che riguarda l'emergenza che stiamo affrontando, insomma, ovviamente tutto ciò che riguarda questo un po' da tutti, credo ve ne sarete accorti, insomma da qualche mese è trattato in apertura, in prima pagina, quindi ci sono ovviamente alcuni campanelli d'allarme. Chiaro che si sa che la cronaca piace un po' a tutti, piace ai cittadini, quindi se c'è l'omicidio piuttosto che il delitto passionale, ecco queste cose qui, oltre a essere cose ovviamente gravi e che vanno trattate perché alla fine il nostro lavoro è raccontare quello che succede, questo fondamentalmente è la nostra professione, di conseguenza alcune cose da sé sono talmente importanti che è inevitabile non Ma trattarle. in questo che dici, no? Non c'è una sfumatura di intrattenimento? Perché, allora, questa è un'opinione mia, non solo mia. A me sembra che si stia un po' sempre di più l'informazione, almeno a livello grande, no? Dei grandi mass media, si stia spostando sempre di più verso l'intrattenimento o il sensazionalismo. Cerca sempre di cercare una reazione, no? Da chi guarda. Allora, la linea è sottilissima, c'è una linea veramente molto sottile che è molto facile anche oltrepassare. Allora, io non ti dico né non bisogna mettere il sensazionalismo, lo spettacolo, né bisogna metterlo, nel senso qui veramente è una questione di sensibilità. Chiaro che io, che sono un giornalista professionista, di conseguenza devo rispondere anche deontologicamente, cioè una serie di doveri che io devo rispettare nella mia professione, non è tanto lo spettacolo, insomma, che definisce i parametri, i criteri, ma è il dare una informazione che sia quanto più possibile vera, che sia nel rispetto delle altre persone, perché anche quando si dà una notizia di qualunque tipo, perché qualsiasi notizia va sempre data, e questa è la prima regola del giornalismo, una delle prime regole del giornalismo, però ovviamente va data nel rispetto di tutte le altre persone, nel rispetto di chi ti ascolta e soprattutto nel rispetto della verità. Quindi certo è un confine che molto spesso si scavalla, diciamo, è molto facile scavallarlo, ovviamente ci vuole sempre la giusta misura. La continenza è una delle regole che deve guidare un buon giornalista, quindi il giornalista deve dire la verità, deve essere pertinente, ossia quello che dice deve essere una notizia che ha un senso dare, e deve essere continente, vale a dire che deve darlo con la stessa misura, con la giusta misura, che sempre non c'è, è vero, non c'è sempre, però quello sarebbe l'obiettivo da raggiungere, poi non sempre ci si riesce. Chiaro, chiaro. E prima tu hai citato come il web, la rete abbia cambiato un po' e anche il modo di fare giornalismo. Tantissimo. Come secondo te le notizie molto più facili da raggiungere attraverso il web e anche magari non sempre corrette, possiamo dirlo, anche il fenomeno ad esempio delle fake news, ha cambiato il modo in cui voi magari in una redazione o redazione di giornali presentano le notizie al pubblico? Allora, da un punto di vista, da un certo punto di vista è più facile, da un altro punto di vista è più difficile. La rete ha dato
il primo effetto, diciamo, è stato quello dell'immediatezza, quasi della contemporaneità. Adesso diventa veramente una gara a chi dà per primo la notizia, e spesso si scivola nel grande errore di non verificarla perché bisogna darla prima degli altri, bisogna essere i primi che hanno scritto la news sul sito, bisogna essere i primi che hanno fatto il tweet con la notizia. Non so se hai notato che adesso Twitter ti dice, per esempio, vai oltre il titolo. Esatto. Oppure anche con Trump, no? Che Con Trump è lui stato commentava. l'effetto più grande, insomma, e forse è stata la prima volta in cui molti veramente se ne sono accorti. Tra l'altro i grandi social network stanno facendo sempre di più una battaglia alle fake news, perché purtroppo nella rete quasi chiunque può scrivere qualsiasi cosa. Certo, da un lato è facile, è forse un po' più facile scovare la fake news, perché la rete ti dà anche tanti contatti, tante possibilità, ti fa arrivare da un lato all'altro del mondo e ti dà molta più semplicità di verificare una notizia. Dall'altro è più difficile, perché ci arriva anche a noi una mole di informazioni giornaliere tali che bisogna intanto andare a fare una scrematura, punto primo, punto secondo, e poi andarle a verificare tutte tante diventa complicato e non sempre ci si riesce. Quindi anche qui da un lato è più facile, da un lato è più difficile. Sta nell'esperienza, nella bravura e soprattutto nella capacità di avere i contatti giusti, che il contatto è quello che fa la differenza per quanto riguarda il giornalista, cioè avere la persona giusta nell'ambito giusto che ti serve, che ti risolve la situazione, che ti dice se la notizia è vera, se non è vera, che te la conferma, che te la smentisce. Questo è fondamentale. Ma queste persone qua come le conoscete? Cioè, sono tipo personaggi mistici dentro che conoscono? Sono persone normali? Sono persone normali in carne ed ossa. Allora, ti faccio l'esempio. Prendiamo magari lo sport, no? Che forse è una cosa un po' più immediata. Chiaro che se si parla di una questione che avviene all'interno di una società di calcio, avere la persona che lavora all'interno della società che insomma ti dice è vero, non è vero, chi riesce ad averla insomma ha sicuramente un vantaggio in più, ma anche all'interno di quello che può succedere, per esempio, ecco, un fatto di cronaca. Anche questo è un esempio che magari vi può rendere l'idea. Un fatto di cronaca, avere all'interno delle forze di polizia un contatto, quindi una persona che tu ritieni di fiducia, con la quale sei riuscito, perché magari l'hai conosciuta nel tuo ambiente di lavoro, nelle esperienze che fai insomma quotidianamente. Ecco, avere questa persona che riesce a passarti la notizia, o comunque a smentirtela, o comunque a confermartela, è un punto in più. In tutto questo però è importante che la persona ti dica la verità, e anche questo è difficile, perché uno può essere tuo amico, puoi avere rispetto di questa persona, lei può averla di te, però su ciò che riguarda magari il loro ambito di lavoro non sempre sono disposti a dirtele le cose, quindi bisogna anche essere veramente sicuri prima di dare E una poi notizia. può convenire dirlo come non dirlo. Assolutamente, immagino. insomma tu alla fine, a meno che uno non abbia un rapporto insomma magari di amicizia stretta o cose del genere, insomma poi ognuno fa i suoi interessi alla fine, quindi questa è la prima regola. Io volevo chiederti se era stata una cosa che era sempre stata dentro di te, questa del giornalismo, o è arrivata dopo con il No, passare degli studi? allora, da me c'è sempre stata. Io non ho ricordi precisamente di quando ho maturato l'idea di in qualche modo voler fare il giornalista. So che da quando mi ricordo io ho sempre detto io voglio fare il giornalista da grande. Poi ovviamente maturando, crescendo, cambi punti di vista. Per esempio il mio sogno è sempre stato quello di scrivere per un grande quotidiano, per esempio di scrivere per la Gazzetta dello Sport, no? E lo è ancora? Allora, non lo so, nel senso che poi la tua strada, la tua professione ti porta da tutt'altra parte, no, tutt'altra, ti porta a fare altre esperienze, e io vedo che ci sto bene in una redazione televisiva, mi piace, credo sia abbastanza tagliato su di me, e quindi... Sì, guarda, lo pensavo che sei proprio adatto anche a stare davanti alle telecamere adesso. Sapete, tu quando devi cominciare un lavoro, ovviamente non hai la controprova che possa essere quello che ti
piace, su cui tu riesci a poter dire qualcosa, a poter fare qualcosa di importante, di diverso. Ovviamente bisogna provare, si comincia, si prova. E io ho avuto la fortuna di entrare un po' per caso forse all'inizio in questo mondo, e un po' cerchi di adattarti, no? Perché alla fine uno cerca sempre di adattarsi dove si trova, però poi devi avere delle affinità, perché se non hai le affinità la cosa non funziona. Vorrei fare un paragone calcistico, ma ci siamo ripromessi di non parlare quindi non lo faccio. E quindi deve esserci dell'affinità, e evidentemente sono stato anche fortunato, perché poi è questione di fortuna. Sì, anche di qualcosa di innato, credo, no? Forse sì, non lo so, nel senso che... non te ne rendi conto probabilmente in forse prima non te ne rendi persona, conto. ma magari gli altri, quelli vicino a te l'avranno sicuramente fatto notare, no? Poi ti dico, io faccio anche un ragionamento molto semplice, dico, se dopo un tot di anni, 5, 4, vedo che comunque sono ancora qui e più di tanta, insomma, sono all'inizio, perché una carriera lavorativa a 4 anni però uno in 4 anni riesce un po' a capire se quello che gli piace o non gli piace, quindi se vedo che è quello, se lo continuo a farlo perché mi alzo tutti i giorni felice di andare al lavoro, allora dico, forse ho avuto la fortuna o forse era innato, può essere. Mm-hmm. Sì, capisco. E quindi se adesso avessi, è una domanda totalmente teorica, la possibilità di scegliere tra essere magari l'anchorman di un TG a livello nazionale oppure essere un giornalista di un giornale a livello nazionale, cosa sceglieresti? Anchorman tutta la Sì. vita. Sì, poi insomma va anche detto che su questo c'è un po' di comfort zone, per dire, no? Quindi uno dice, mi proietto quello che lo faccio adesso a livello locale, lo faccio a livello nazionale, mi ci vedo molto di più, perché l'altro sarebbe forse un po' un salto nel buio, nel senso che è un'esperienza che mai ho provato. Però io così, visto che ci stiamo giocando, ti rispondo Anchorman senza pensare. Ma la cosa della scrittura invece ce l'hai tra le doti, diciamo? Allora, io avevo la mia maestra delle elementari, che magari era la stessa nostra. Non lo so. Non so, eri a Caselle? Ero a Caselle. Ed era? Come? Come si chiamava? Maestra Marina. Sì. Maestra Marina, sì. Allora certo, era la maestra Marina mi diceva mia mamma che io sarei, secondo lei, diventato uno scrittore. E quindi o lei ci aveva visto giusto o ci aveva azzeccato, però no, anche la scrittura a me è sempre piaciuto scrivere. Mi è sempre piaciuto scrivere, mi è sempre piaciuto leggere. Ho sempre odiato con tutto me stesso la matematica. Che scuole superiori hai fatto? Io ho fatto il liceo classico. Ah, quale? Ho fatto il liceo classico il Marchesi. Ok. E poi all'università ho studiato comunicazione prima, la laurea triennale, poi ho fatto la laurea magistrale in editoria e giornalismo. Quindi percorso abbastanza lineare. E questi studi ti stanno aiutando? Sono giusti per allora, quello che... io dovessi tornare indietro li rifarei. Sicuramente il corso di laurea lo rifarei. Il liceo classico tengo un po' un punto di domanda, perché quando hai 14-15 anni entri in un mondo che è quello di un liceo classico che all'inizio soprattutto è un po'... ti spaventa un po', perché c'è una mole di studio, anche per certi versi un po' di competitività che magari all'inizio un po' ti spaventa. Me lo dicono tutti questa cosa, anche coetanei miei. È proprio una cosa comune. È comune, forse non la vivi così bene quando ci sei dentro, magari successivamente ti rendi conto che ti ha aiutato, perché è sicuramente così, sicuramente ti aiuta. Però ecco, su quello forse ci metto un po' un piccolo punto di domanda se lo rifarei. In ogni caso anche questa la risposta penso che sarebbe sì, perché poi alla fine è l'unica cosa che ho veramente potuto andare a fare, sulla quale ho riflettuto. Insomma, non ero indeciso tra fare un liceo classico e un altro tipo di scuola, quindi dal mio punto di vista è stato un percorso abbastanza lineare che non mi ha mai portato a grosse indecisioni. Chiaro, ci sta. Volevo chiederti, anche qui domanda abbastanza teorica, però giochiamoci. Hai mai pensato di
poter andare magari all'estero, diventare un giornalista magari sempre di un telegiornale, però inviato sempre dall'estero, oppure vorresti restare in Italia? Allora, questa è una domanda che ti fanno veramente in tantissimi, Mhm. perché sì, mi è stata posta più volte. Allora, io mi vedo in Italia, ma vi spiego anche perché. Mi vedo in Italia perché lavorare all'estero, per noi che facciamo questa professione qui, presuppone che dove uno vada a lavorare conosca veramente bene l'ambiente. E non è solo una questione magari di imparare la lingua, ma anche una questione di conoscere la cultura, il passato del posto in cui tu vai, perché non c'è giornalismo senza conoscere quanto più possibile quello che ti sta intorno, quello che è l'ambiente che ti circonda proprio Devi essere immerso. a livello fisico. Poi è chiaro che tutto si impara, tutto si Mhm. impara. Però al momento la vedo anche come una possibilità abbastanza remota. Poi certo, io ho avuto la fortuna che ho trovato lavoro subito, quindi non mi sono neanche trovato magari a dover fare questi ragionamenti. Chiaro. So che altri ci pensano, soprattutto se qui fai fatica. Mhm. Una mia curiosità, se vai all'estero, non so se tu lo sappia o no, se tu vai all'estero devi comunque avere un'altra mentalità da parte del giornalismo, perché ovviamente ogni stato, ogni nazione ha il suo modo di fare giornalismo. Appena mi hai cominciato a fare la domanda mi è venuta in mente una cosa di cui stavo parlando proprio l'altro giorno con dei miei colleghi, parlando di elezioni americane. Pensavamo insomma al fatto che più o meno tutte le principali emittenti americane avessero sostanzialmente interrotto quel discorso un po' avventato, diciamo così, insomma, di Trump, nel quale denunciava brogli, diceva che in realtà il presidente eletto sarebbe stato lui, insomma, ecco, più o meno tutte le grandi emittenti l'hanno interrotto e hanno detto no, questa sostanzialmente è una fake news, a noi non risulta. Allora, tra noi e noi pensavo, ma in Italia saremmo stati in grado di andare in qualche modo a contraddire o comunque a interrompere addirittura una conferenza stampa della persona più importante del paese? La risposta è ovviamente non avremo mai la controprova, ma la risposta è probabilmente no. Quindi già qui c'è una prima differenza, no? Nel senso che forse c'è più un'etica di giornalismo come gli americani dicono giornalismo come i giornalisti siamo i cani da guardia del potere, ecco. C'è magari un maggior senso di libertà, di distanza spesso anche dalle istituzioni, e già questa è una prima differenza rispetto a noi che invece secondo me in Italia siamo abbastanza dipendenti dalle istituzioni, giornalisticamente parlando. Questa è la prima cosa che mi viene in mente, poi per la verità non ho mai approfondito, quindi non so dirti in altre esperienze giornalistiche come sia. Sicuramente il modello americano è totalmente differente rispetto al nostro. Chiaro, chiaro. Guarda, io rimarrei molto più sul concreto e volevo chiederti sinceramente cosa pensi di come hanno gestito i media la situazione Covid da qui ai mesi precedenti. Allora, partiamo dalla prima considerazione, che è quella che è successa una cosa che ha cambiato il mondo, che nessuno si aspettava e soprattutto che nessuno, immaginandosi che sarebbe potuta succedere, nessuno avrebbe immaginato che avrebbe avuto queste conseguenze, non solo a livello sanitario, però proprio a livello di ogni cosa. esatto, di tutto che passa per quello, ok? Esattamente tutto, sì. Esattamente tutto. Allora, secondo me in questa situazione si sono sovrapposte diverse cose. La prima, per esempio, è che quando succede una cosa così è un po' una gara l'informazione, cioè rendetevi conto che in quella situazione, soprattutto all'inizio, adesso forse siamo un po' in sovrainformazione, quindi adesso forse già qualcuno non ne può più, però se ci pensate, provate a tornare indietro con la mente a marzo, quando eravate a marzo, aprile, si voleva sapere solo quello, quindi anche lì chi ne parla di più, meglio, ovviamente è chi parte avvantaggiato. D'altro canto, veramente nel primo lockdown non succedeva nient'altro, perché
pensateci, non c'erano più incidenti perché la gente non si muoveva in macchine, non c'erano più furti, fatti di cronaca molto pochi. Questo c'era da raccontare e soprattutto c'era da dare risposte a delle persone che erano assolutamente preoccupate, spaventate. Però non credi che proprio si sia alimentata questa paura? Cioè che tutta l'informazione Ma abbia sicuramente c'è contribuito? stato un circolo vizioso, questo è sicuro, ma noi abbiamo visto questa cosa in grande, ma succede comunque anche in altri ambiti un po' in versione ristretta. Io penso che questa cosa sia stata una cosa talmente inimmaginabile che è sfuggita di mano un po' a tutti. Poi, ripeto, il mestiere del giornalista, il compito del giornalista è quello di raccontare quello che succede. E qui veramente per tanti mesi non succedeva nient'altro. Sì, non l'avevo mai letto in questa chiave, effettivamente. Tutto era focalizzato su tutto, qualsiasi cosa. Perché anche se si vuole andare spostarsi un po' dal punto di vista sanitario, si passa sul lato economico, perché fondamentalmente i problemi poi sono stati che chi fortunatamente era sano, moltissimi avevano perso il lavoro o erano in cassa integrazione o se sono imprenditori sono stati costretti a chiudere. Quindi la seconda fase è stata quella di raccontare questo, di raccontare i disagi, le difficoltà di persone che dopo una crisi sanitaria si sono trovate a vivere una crisi economica. Mm-hmm. E poi anche sociale, mi viene in mente, assolutamente, a livello psicologico. Ha stravolto, vi ripeto, ma ve ne sarete accorti anche voi, insomma. E tu come l'hai vissuta? Tutto. Io l'ho vissuta, allora, da un certo punto di vista ha un po' rinnovato, no? il mio rapporto con questa professione, nel senso che, sai, quando sono 3-4 anni che fai più o meno le stesse cose, un po' cominci forse ad adagiarti, non te ne rendi conto, ma perdi magari quella motivazione, che c'è sempre la motivazione, soprattutto in questo lavoro, però magari poi tendi un po' ad adagiarti. Ecco, questo a me personalmente mi ha restituito un po' l'amore per la mia professione, ricordando sempre però che ci sono stati tanti giorni difficili, tante settimane difficili, perché non è facile, perché è pesante, perché si lavora di più, grazie a Dio noi abbiamo lavorato, e in questo siamo stati fortunati a pensare a tutte le persone che invece non hanno potuto lavorare. E quindi, sai, capitava magari di tornare a casa la sera in cui gli orari erano totalmente saltati in quel periodo, perché se per molti è stato lockdown in casa, per noi è stato lockdown in redazione fondamentalmente. Adesso ovviamente con le dovute proporzioni, però anche l'orario, la giornata tipo è cambiata tantissimo nel nostro lavoro. E quindi, insomma, adesso ho fatto un giro larghissimo per dirvi che con tutte le difficoltà, ci sono state tante difficoltà, ci sono stati momenti difficili e ci sono ancora, però questo dobbiamo fare noi, cioè il nostro lavoro è questo, non devi tirarti indietro, perché quello che puoi fare tu è amplificare le tante persone che soffrono. Non siamo certo noi a doverci tirare indietro, anche perché c'è chi, penso per esempio agli operatori sanitari, che hanno fatto molto di più per molto meno. Noi alla fine informazione facciamo. Ma in un periodo scuro come quello che poteva essere all'inizio della quarantena, o comunque che da quando è iniziato questo periodo del Covid si sente nell'aria che c'è un po' questa paura, c'è un pensiero quando magari si prepara la scaletta di un telegiornale o delle notizie che vanno in onda, a magari non fare un telegiornale tutto negativo? Noi cerchiamo di farlo, noi cerchiamo di farlo quotidianamente, è una cosa soprattutto che parte molto dal nostro direttore. Perché? Perché lui comunque ha più esperienza di noi, che siamo una redazione relativamente giovane, e insomma quando guardi al mattino una scaletta di un telegiornale devi un po' buttare l'occhio anche a questo, insomma, perché tu poi parli alle persone
chiaro, devi stare attento a non ovviamente andare a sdrammatizzare, perché c'è una situazione che è difficile, complicata, e sarebbe anche una mancanza di rispetto per le persone, però serve tatto e serve ovviamente anche capire qual è il giusto momento in cui alleggerire. Credo che la parola giusta sia un po' alleggerire, perché poi alla fine la gente ha sempre bisogno di un po' più di alleggerimento. Certo, noi facciamo informazione, non facciamo spettacolo, adesso torniamo agli discorsi iniziali, però in qualche modo anche in quello che raccontiamo una quota, una percentuale di alleggerimento ci vuole. Chiaro. E ritornando un po' sulla teoria del giornalismo, c'è uno spazio per le opinioni, quindi che non sia proprio totalmente la pure fatti, ma magari opinioni, perché spesso vedo, soprattutto magari nel giornalismo sportivo, che molte notizie sono magari opinioni di certe persone. C'è lo spazio, ovviamente, non solo per raccontare il fatto, ma anche per interpretarlo, per dare l'opinione, che ovviamente non deve mai discostarsi da quello che vi dicevo prima, insomma, il rispetto, partire sempre comunque dalla verità, però come c'è il fatto c'è l'opinione. Anche qui torniamo magari su due scuole differenti. Una è quella americana proprio divide totalmente il fatto dall'opinione. Da noi forse c'è un po' più una commistione. Io credo personalmente che sia importante far capire quando si sta raccontando una cosa e quando invece si sta dicendo il proprio punto di vista, perché è assolutamente naturale che tutti ce l'abbiano. Tutti hanno il diritto, non il dovere, ma il diritto di avere un'opinione su qualsiasi cosa. È importante però che le persone a cui tu veicoli il tuo messaggio riescano a distinguere quando tu stai raccontando un fatto, quando invece tu stai dicendo la tua opinione. Non c'è una regola precisa sul come farlo. Per esempio nel quotidiano c'è lo spazio relativo all'editoriale, quindi al punto di vista, la spiegazione del fatto, la chiave di lettura del fatto. Detto quello, non c'è una regola ben precisa. Io credo che l'importante sia essere quanto più possibile onesti con se stessi e con il proprio pubblico. Il resto, le opinioni, secondo me, ci stanno. Si possono assolutamente dire. Chiaro. Guarda, io non volevo entrare in discorso calcio, Inter, eccetera, ma dopo l'altro ieri il mio era un po' un pensiero, no? Ho ascoltato la conferenza stampa di Conte pre-Inter al Madrid e era da un po' che non guardavo conferenze stampa e a me è proprio sembrato che si cercasse di provocare l'ambiente, Conte, Andanovic che era lì con lui. Mi sono chiesto, sarò un po' interista e per questo un po' magari lamentoso, complottista, ce l'ho nel DNA. Mi chiedevo se qualche squadra secondo te è vista peggio, nel senso che bisogna parlare male perché la maggior parte delle persone vuole questo e altre magari meglio, quindi sono più tutelate. Allora, secondo me bisogna tenere conto di una parola che secondo me riassume un po' la questione. Questa parola si chiama sudditanza psicologica. Ve lo dico anche da giornalista, insomma, sicuramente non c'è nessun intento di favorire piuttosto che di parlare bene, piuttosto che di parlare male. Chiaro che è sempre, nella vita è sempre più facile prendersela, e adesso non sto parlando di Inter, però dico, nella vita è sempre più facile prendersela con i deboli, quindi quando voi guardate che ne so, un commento, qualsiasi cosa, cioè la grande squadra sarà sempre vista in maniera differente rispetto alla piccola squadra, e questo anche un po' per forse il numero di persone che si interessano di una squadra piuttosto che di un'altra. Detto questo, quanto mi riguarda penso che sia tutto assolutamente in buona fede. Poi là sta tanto anche a come la stessa società ha la gestione della comunicazione, perché una società brava ai giornalisti, senza che loro si rendano conto, fa passare i messaggi che vuole lei. E tipo l'Inter è pessima in tutto questo, quindi. Esatto, assolutamente. Okay. Una società che non ha un grandissimo filtro da questo punto di vista è più aperta
ovviamente a dicerie, complotti, a qualche attacco velato, insomma, qui sta tutto in questo grande mondo che è la comunicazione, che forse nessuno lo capirà mai fino alla fine, però insomma ti dico, più da giornalista che da interista è tutto assolutamente in buona fede. Ma sì, ma anch'io lo credo ovviamente Però perché no, sono una allora, persona con raziocinio. Però poi la domanda ogni tanto te lo fai. esatto, è chiaro, è chiaro. Una domanda a cui non avrò risposta Sì, probabilmente. io dico anche, e adesso svesto i panni del giornalista e metto i panni dell'interista, e dico, beh, insomma, se ci dessimo una mossa e qualcosa vincessimo, forse magari si Infatti attaccherebbe guarda qualcun che altro, non attaccherebbero noi. sì, esatto, ma Conte infatti ha detto l'unico modo per zittire tutto questo è in un modo, insomma, che però a noi non ci piace questo modo, insomma. Certo, comunque insomma, senza farne un dramma, senza farne vedere dietro delle dietrologie e quant'altro, la sudditanza psicologica esiste in tutto ed è questa un po', tra virgolette, non paura, ma rispetto, reverenza, non c'è sudditanza, è il termine preciso, verso il potere, verso chi è più forte, verso chi è più bravo, e quindi chi è più bravo alla fine, chi è meno bravo deve essere molto più bravo Mm. per superare anche queste cose. E questo è un bel concetto, direi. Sono Harry Potter quelli che hai in alto a... Sì, sì, Infatti, vediamo se giusto. riesco a... Sì, sono Harry Potter, in realtà sì, Anche qua... qualcos'altro? Sì, Inferno? Harry Potter li ho letti devo dire, parecchi anni fa, ero ragazzino. Poi c'è Dan Brown, tra i miei scrittori preferiti ci sono Dan Brown, c'è Dan Brown, per chi non lo sapesse, insomma, è quello del Codice da Vinci, Angeli e Ce l'ho Demoni. anch'io qua. Stephen King è il mio assolutamente scrittore preferito, come tu Marco saprai comunque. Mhm. E quindi ecco, sì, credo che questo genere qui, insomma, tra il thriller e il giallo, un pelino l'horror sia il mio, al momento sia il genere di cui leggo di più. Gli Harry Potter, ovviamente, insomma, come Mhm. 90% penso degli adolescenti, li ho letti anch'io, e tra l'altro secondo me è una delle saghe forse più belle a livello totale mai partorite dalla mente umana, Mamma mia. È vero. perché ha creato poi anche non so come dire, però nei ragazzini un immaginario che torna Che si è sempre, ha influenzato tantissimo in influenzato Il mito maniera tantissimo. eterna. C'è un po' Esatto, il non per mito della niente magia. credo che sia tra le saghe totalmente che più hanno venduto, penso, e non penso di andare tanto lontano. No, infatti. Sì, probabilmente adesso non vorrei dire cose di cui non ho le informazioni giuste, però probabilmente è una proprio delle saghe che ha venduto di più, se non la più venduta. Ma secondo me Sì, anche penso anch'io. per un buon motivo, io quando l'ho letta è molto immersiva, cioè puoi leggerti tutta la saga in meno di un mese, perché proprio quando entri a leggerlo ti prende molto, se sei dentro quel mondo lì, ti crei un po' il mito del mondo della magia, inizi a pensare anche te se avessi la magia e queste cose qui. Quindi, La cosa che rende un minimo magico, cioè rende più magico il tutto e che è la cosa che accomuna tutte le persone, è che è ambientata a scuola e la scuola un po' lascia quella magia Infatti che... io ti stavo per dire questo, stavo per dirti, ma io sono convinto che a chiunque abbia letto Harry Potter, anche in un solo momento, gli sarebbe piaciuto fare una scuola così. Fare Vabbè, una scuola così, sì. vivere lì, ti riconcilia un po' forse con la ma scuola. vivere lì, per proprio vivere lì è sempre stato, almeno nel mio ideale, proprio una delle robe che dici, cavolo, vorrei aver fatto la scuola così, il college, no? Quell'ideale un po' americano che poi riprende. Sì, 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 ma sono d'accordissimo. anche perché è molto relatable, cioè certi personaggi, poi soprattutto perché lo leggi in età adolescenziale, quindi sei a scuola, li rivedi, no? C'è Hermione magari la più secchiona, rivedi certi dettagli di certe persone e quindi sì, ti relazioni anche con i personaggi in maniera diversa. Sì, è un immedesimarsi totale, totale, perché
rispecchia i classici cliché che qualsiasi adolescente vive quando va a scuola, quindi per forza ti ci ritrovi dentro, e chi riesce a fare questo, non solo in un libro che parla di scuola, ma in un libro che parla di qualsiasi cosa, ha un passo in più chi riesce a farti immedesimare, chi riesce a rispecchiare nella tua vita quotidiana quella cosa che sta raccontando. E lì è il momento in cui, da un certo punto di vista, ti frega, perché poi vai avanti. E quindi scriverai mai un libro? Ci ho pensato, cioè, Sì? aspetta, non ho pensato di scrivere un libro, però ho pensato di dire, ma arriverò mai a scrivere un libro? Ecco, se tu mi chiedessi qual è una cosa che mi piacerebbe fare in futuro nella mia professione, è arrivare a conoscere un fatto, una qualsiasi cosa, un'esperienza talmente bene da poter dire ci voglio lo voglio scrivere, ci voglio scrivere un libro, ma non tanto per il gusto di scrivere il libro, quanto per dire ho vissuto a pieno questa cosa, questo fatto, questa esperienza e la voglio E ne so a raccontare. pacchi a riguardo, Esatto, anche un po' insomma. forse per vantarsi, credo, no? Mm. Per dire, lo so. Alla fine, fidatevi, i giornalisti, insomma, sono tutti narcisisti, alla fine. Beh, un minimo comunque la volontà di stare davanti alla Soprattutto telecamera, no? soprattutto chi lo fa Sì, in sì. televisione. Vabbè, Quelli anche sì. noi allora, cioè noi forse è nato tutto questo per quello all'inizio, no? Perché siamo Ma è degli anche, egomani. però devi avere anche, nel vostro caso, devi anche avere qualcosa da raccontare, perché un conto è mettersi a fare una cosa di questo tipo per il gusto di rivedersi o di dire magari, che ne so, agli amici, guardate, io faccio questa cosa, sono in diretta su YouTube, però devi poi avere Ma dei forse anche contenuti da buttarci dentro. il cercare più che il dire qualcosa, no? Perché cercando anche persone sempre nuove, questa qua ci stimola sempre di più, no? E Sì, sì, e forse è nato anche per soprattutto questo. cose nuove e ambiti quanto più diversi uno dall'altro, anche questo ti arricchisce. Poi il Sì. confronto, il Poi dialogo. personalmente ho sempre amato, no? Il poter sapere più cose possibili, cioè più campi, no? Non mi è mai piaciuta l'idea di focalizzarmi solo su una cosa. Mhm. E Però niente. sei sempre poi, e poi torni sulla terra perché c'è sempre chi sa qualcosa in più di quanto sei tu. E quindi Vabbè. questa è Ed è la Però alla fin persona che fine, portiamo qui. infatti, la... poi alla fin fine questo è proprio il documentare quel momento in cui una persona ci insegna qualcosa anche. Anche oggi te ci ha insegnato qualcosa anche sul tuo mondo, te sicuramente ne sai molto più di noi su certe cose, quindi l'averti qua ha aiutato anche noi a capirne di più su qualcosa di cui magari non sapevamo molto prima. Sì, alla fine poi il sale di tutto è il confronto, nel senso che è solo confrontandosi, è solo parlando con chi magari si trova per qualche motivo a saperne di più in un campo su cui tu non sai che ti arricchisce solo, E appassiona solo anche perché esatto. per come ce l'hai trasmesso personalmente adesso ho voglia di fare il giornalista anch'io per dirti no. Beh, insomma, vi dico, io da questo punto di vista sono fortunato perché faccio quello che ho sempre voluto fare e se tu fai Mm. quello che hai sempre voluto fare, è chiaro Non ti pesa. che ti piace di più, che non ti pesa. Poi vi ripeto, E raccontandolo si sente, no? sì, ma poi vi ripeto, anche per me ci sono giorni no, settimane no, perché i lavori sono tutti così. Chiaramente. Però, ripeto, chi ha la fortuna di fare quello che gli piace è tutto più facile, ti alzi meglio la mattina. Mhm. Benissimo. Grazie mille. Grazie davvero. Grazie a Sono voi. stato davvero entusiasta di averti e ne esco arricchito come immaginavo. No, a me ha Molto fatto interessante. veramente molto piacere intanto rivedervi, perché era un po' che non ci vedevamo. Rivederci, insomma, dietro una telecamera, però questo si può Magari ci fare al giorno d'oggi. rivedremo nel bar di tuo fratello. Esatto, e così ci beviamo una cosa lì. No, veramente mi ha fatto piacere. Bravi, perché alla vostra età non è facile parlare così un po' di tutto, eh? E non è facile avere questa curiosità
magari è più facile per molti chiudersi in se stessi, con magari i propri interessi, per carità, però aprirsi così come lo state facendo voi a conoscere campi diversi, mondi diversi, è bello, e vi fa onore, quindi in bocca al lupo. Grazie Grazie. mille, Crepi il lupo. Grazie. Buona serata. Grazie, vediamo buona presto. serata anche a voi. Ciao ciao.